Parola di vita, giugno 2025. Voi stessi date loro da mangiare. Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 13. Siamo in un luogo solitario nei pressi di Betsaida, in Galilea. Gesù sta parlando del regno di Dio a una folla numerosa. Il maestro vi si era recato con gli apostoli per farli riposare dopo la lunga missione per quella regione, nella quale avevano predicato la conversione, annunziando dovunque la buona novella e operando guarigioni. Stanchi ma col cuore pieno, raccontavano ciò che avevano vissuto. La gente però, avendolo saputo, li raggiunge. Gesù accoglie tutti, ascolta, parla, cura. La folla aumenta, la sera si avvicina e la fame si fa sentire. Gli apostoli se ne preoccupano e propongono al maestro una soluzione logica e realistica. Congeda la folla perché vada nei villaggi per alloggiare e trovare cibo. Dopotutto Gesù aveva fatto già tanto, ma egli risponde: voi stessi date loro da mangiare. Rimangono allibiti. È improponibile. Hanno solo 5 pani e 2 pesci per alcune migliaia di persone. Non è possibile trovare il necessario nella piccola Betsaida e non ne avrebbero i soldi per comprarlo. Gesù vuole aprire loro gli occhi. I bisogni e i problemi delle persone lo toccano e si adopera per darne soluzione. Lo fa partendo dalla realtà e valorizzando quello che c'è. È vero, ciò che hanno è poco, ma li chiama a una missione: essere strumenti della misericordia di Dio, che pensa ai suoi figli. Il Padre interviene e tuttavia ha bisogno di loro. Il miracolo ha bisogno della nostra iniziativa e della nostra fede, e poi la farà crescere. Voi stessi date loro da mangiare. All'obiezione degli apostoli, quindi, Gesù risponde facendosi carico, ma chiede loro di fare tutta la propria parte, anche se piccola. Non la disdegna, non risolve il problema al posto loro. Il miracolo avviene, ma richiede la loro partecipazione con tutto quello che hanno e che hanno potuto procurare, messo a disposizione di Gesù per tutti. Questo implica un certo sacrificio e fiducia in Lui. Il Maestro parte da ciò che ci accade per insegnarci a occuparci insieme gli uni degli altri. Di fronte alle necessità degli altri non valgono le scuse. Non è compito nostro, non posso farci nulla. Devono arrangiarsi come facciamo tutti. Nella società che Dio ha pensato, sono beati coloro che danno da mangiare agli affamati, che vestono i poveri e che visitano chi è in necessità. Voi stessi date loro da mangiare. La narrazione di questo episodio richiama l'immagine del banchetto descritto nel libro di Isaia, offerto da Dio stesso a tutte le genti, quando Egli asciugherà le lacrime su ogni volto. Gesù fa sedere a gruppi di 50 come nelle grandi occasioni. Da figlio si comporta come il Padre e ciò sottolinea la sua divinità. Lui stesso darà tutto fino a farsi cibo per noi nell'Eucaristia, il nuovo banchetto della condivisione. Di fronte alle tante necessità sorte durante la pandemia del Covid, la comunità dei focolari di Barcellona ha creato un gruppo
attraverso i social network, nel quale si condividono le necessità e si mettono in comune beni e risorse. Ed è impressionante vedere come circolano mobili, cibo, medicine, elettrodomestici, perché da soli possiamo fare poco, dicono, ma insieme si può fare molto. Ancora oggi il gruppo Fend Famiglia aiuta a far sì che, come nelle prime comunità cristiane, nessuno fra loro sia bisognoso. Voi stessi date loro da mangiare. A cura di Silvano Malini e del team della Parola di Vita.